per lui che ha dato tante soddisfazioni all'Italia in campo internazionale. Attenzione dunque, parte la gara dei ragazzi. 77 atleti iscritti, non so se ne hanno contato i nostri Ecco qua si conferma l'atleta trentino al comando della corsa ed ecco qui che va a concludere, tempo finale per lui, 4 minuti e 37, ha vinto dunque l'atleta che era segnato in seconda posizione, dice Fumagalli del Val di Belna, e in terza posizione conclude Parolo del Centro Olimpia Piatena, poi con il 125 il primo dei mezzi della Polistica Valevanaita e via Mattio, poi con il numero 50 conclude il titolo federale del gruppo sportivo Nomico e con il 433 Andrea Bai della Politica Susa. Ha vinto dunque Massimiliano Berti del Valchiese, anno 2002, quindi al secondo anno di categoria, e lui è riuscito a mettere in fila i migliori atleti Lombardi, Fumagalli e Parolo. Questo l'ordine d'arrivo. Fila così, fila, dietro, fila. Gli sprint per le altre posizioni di rincalzo, mentre tra poco ci sarà la prima delle prove per l'assegnazione del titolo italiano, quella riservata alle cadette. 4 minuti e 37 secondi il tempo impiegato dal vincitore della gara dei ragazzi.